L'allarme che noi lanciamo riguarda negli ultimi anni la foce dei torrenti e la foce dei fiumi. Purtroppo esistono ancora dei problemi di depurazione, in particolare nel periodo di luglio-agosto, quando sulla nostra costa si riversano decine, migliaia di persone. Noi vediamo il numero dei residenti nei comuni che a volte decuplica se non di più, e questo ovviamente appesantisce il sistema infrastrutturale della depurazione, che a volte purtroppo non risulta essere adeguato, e infatti anche nel periodo estivo vediamo talvolta sindaci costretti a vietare la balneazione. Goletta Verde negli ultimi anni si è occupata anche della cosiddetta marine litter, cioè dell'inquinamento del mare, delle nostre spiagge, dovuto ai rifiuti che hanno diversa provenienza, ma sono comunque evidentemente di origine umana. In particolare abbiamo visto l'80% di questi rifiuti è composto da plastica. Questa plastica purtroppo a causa dei moti ondosi, del vento e del mare si riduce, arriva a diventare di una dimensione inferiore ai 5 mm, in questo caso parliamo di microplastiche, e la problematica maggiore è quella di un inquinamento che può danneggiare sia i mammiferi marini, e ricordiamo che noi qui davanti alla nostra costa abbiamo il santuario dei mammiferi Pelagos, un'importante area protetta di tutela di questi animali, ma queste microplastiche possono appunto inserirsi anche all'interno della catena alimentare, e quindi il rischio di ritrovarsi sulle proprie tavole. Ognuno di noi può contribuire ovviamente facendo intanto bene la raccolta differenziata nelle proprie case, cercando di comprare prodotti che abbiano pochi imballaggi, ricordando appunto che il conferimento di qualità della propria spazzatura permette di reinserire queste materie, che sono vere e proprie materie prime e seconde, materiali post consumo, che possono essere inseriti nuovamente in un ambito virtuoso che è quello dell'economia circolare.